neve, la Marca imbiancata dalla pedemontana alla pianura. Al di là delle immagini suggestive e della felicità dei più piccoli, ci sono stati disagi, soprattutto nelle vie secondarie. E l'allerta non è finita, previsti ancora fiocchi nella notte ma con minore intensità rispetto alle ultime ore. Intanto l'instabilità del maltempo la farà da padrone fino a Capodanno. In arrivo già da domani in Italia ulteriori dosi di vaccino anti-Covid, saranno 31.200 nella Marca e 186.225 entro fine gennaio in Veneto. Janice, infermiera alle malattie infettive del Caponcello, ieri è stata tra i primi a ricevere il vaccino e racconta: condivido in un diario social questa esperienza ed eventuali effetti collaterali. Il sindaco di Santa Lucia di Piave, medico di base, torna a parlare delle sue perplessità sul vaccino e commenta il Vaccination Day come una spettacolarizzazione. L'area è soggetta a vincolo paesaggistico, non c'è alcun progetto depositato, così il sindaco di Treviso interviene sul dibattito acceso attorno alla Villa Liberty di Fiera. Videoconferenza sabotata con insulti è accaduto durante il punto stampa organizzato online dall'assessore regionale Bottaccina sugli interventi della protezione civile nel Bellunese, indaga la polizia postale. Edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo dunque, come avete sentito anche dai titoli, con questa ondata di maltempo, neve soprattutto, che ha investito gran parte del Veneto e anche la Marca trevigiana, 10 centimetri di neve dalla pedemontana alla pianura, ma al di là delle immagini suggestive e della felicità dei più piccoli ci sono stati disagi soprattutto lungo le vie secondarie. Vigili del fuoco ai Covid Point per liberare le coperture dal peso della neve e incidenti che hanno congestionato in più punti il traffico. È stato più problematico del previsto il ritorno al lavoro dopo la pausa natalizia. Dalla pedemontana alla pianura la Marca si è ritrovata ad affrontare ben più di una spruzzata di neve. Una coltre bianca di 10 centimetri che ha reso insufficiente lo spargimento di sale programmato già nella notte dalla provincia e dai singoli comuni. Fuoriuscite di strada, tamponamenti, seppure la circolazione fosse ridotta per le restrizioni imposte dal DPCM. Un camion di traverso sul ponte ha mandato in tilt il traffico a Vidora. A Cozzuolo di Vittorio Veneto sono intervenuti i carabinieri per soccorrere l'autista di un mezzo pesante in panne. Mezzi spazzaneve in azione a Valdobbiadene, dove il sindaco Luciano Fregonese ha lamentato troppe auto in transito verso Pianezza, motivo per il quale via San Francesco è stata temporaneamente chiusa per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza. Incidenti anche a Cappella Maggiore, Istrana, Quinto, fortunatamente senza feriti gravi. Ci si è messo poi il vento ad aggiungere danni, causando la caduta di rami e alcuni alberi. Abbiamo distribuito circa 1000 quintali di sale attraverso 40 aziende, siamo operativi un po' in tutto il territorio e al di là di qualche emergenza, qualche albero, qualche camion di traverso, abbiamo avuto un problema al Covid Point di Castelfranco Veneto con il carico di neve sul tetto, risolto fortunatamente grazie ai vigili del fuoco e all'aiuto del comune di Vedelago che ha messo a disposizione dell'attrezzatura. Vigili del fuoco al Covid Point non solo di Castelfranco ma anche di Dosson e Conegliano per liberare le coperture dalla neve, sventando il rischio di cedimento. Verso mezzogiorno la situazione è ritornata sotto controllo, la neve più abbondante in pedemontana e quartier del Piave, immagini al di là dei disagi suggestive che soprattutto i più piccoli hanno accolto come un regalo di Natale anche se in ritardo. Una nevicata così che colpisca contemporaneamente tutta la provincia è un evento anomalo e fortunatamente si verifica raramente. A Treviso città, disagi per la nevicata più contenuti rispetto al resto della provincia. L'allerta, annuncia il sindaco, proseguirà anche per le prossime ore. Non è ancora l'alba che la neve ha già imbiancato Treviso. Le immagini postate sui social sono dell'ex consigliere Enrico Renosto. La calma prima del risveglio della città e il dover fare i conti inevitabilmente con le difficoltà di spostamento. Non una fugace spolverata ma una nevicata in piena regola, seppur dispersa poi dalla pioggia. Centro città ben presto sgombro, vie principali del capoluogo sostanzialmente percorribili. Questo è il put di prima mattina, qualche problema in più sulle vie secondarie. Dalle 3 di questa mattina avevamo 6 mezzi impegnati nella distribuzione del sale. Ovviamente poi la nevicata è stata copiosa, quindi in alcune zone
è stato necessario ripassare più volte, c'è stato qualche piccolo disagio. C'è da dire che anche l'utilizzo degli spazzaneve era limitato, perché essendoci pochi centimetri di neve era praticamente inefficace l'utilizzo delle lame. Abbiamo però fatto un buon lavoro di distribuzione del sale. Al punto tamponi all'ex dogana, in coda sotto la neve. Chi è in auto tutto sommato riesce a riscaldarsi, la peggio ce l'hanno gli operatori. Anche oggi con la neve e col vento siete qua? Sì, la gente non manca e noi siamo al lavoro. Abbiamo gli operai che stanno buttando il sale e stanno liberando il tendone, per cui siamo a posto. Neve che ha causato ritardi al traffico ferroviario tra i 30 e i 90 minuti sulle linee di collegamento tra Treviso con Udine e Vicenza. Via via in giornata il manto bianco è andato scomparendo, ma rimane l'allerta per le prossime ore. Adesso sta piovendo e quindi di fatto il problema si sta risolvendo da solo nelle prossime ore, però noi siamo pronti con i mezzi ad intervenire. E allora vediamo di fare il punto di quello che potrebbe succedere nelle prossime ore con il generale Iannicelli. L'irruzione di aria fredda che nelle ore scorse ha invaso tutte le nostre zone era abbassato le temperature sotto lo zero, ha visto poi seguire un'irruzione di aria umida. Ecco, l'aria umida provoca delle precipitazioni che, incontrando il freddo, le temperature basse, si trasforma in neve. Abbiamo avuto nevicate questa mattina, primissime ore, nevicate diffuse naturalmente sui rilievi, a ridosso dei rilievi, ma anche in pianura. Potremmo quantificare in circa 10 centimetri, quindi una bella nevicata. Naturalmente il mix tra aria umida e aria fredda è un mix molto delicato, basta che qualche decimo di grado vada un po' più in alto, un po' più su, e quindi abbiamo di nuovo che la neve si trasforma in pioggia, quello che è successo. Quindi adesso abbiamo avuto qualche precipitazione, poi attenuazione delle precipitazioni, domani mattina è previsto un abbassamento di nuovo delle temperature e c'è una probabilità, ripeto, che nelle primissime ore, ancora notte probabilmente, potremo avere qualche brevissima nevicata anche in pianura. E poi si trasformerà ancora in pioggia, poi dovremmo avere un miglioramento anche sensibile, però nei giorni successivi, quindi verso fine anno, ancora condizioni di instabilità, quindi cielo nuvoloso, molto nuvoloso con precipitazioni, a tratti anche intense, anche nei primi giorni della prossima settimana. Diciamo che quest'anno, già a fine anno, le precipitazioni nevose, soprattutto sui rilievi, sono state abbondantissime. Ecco, una caratteristica, come abbiamo avuto modo di vedere, e questo crea qualche problema soprattutto sui rilievi, è neve pesante, molto umida, quindi ha un peso specifico molto forte, molto alto, e questo può provocare danni maggiori. Passiamo adesso alla pagina dedicata al coronavirus e naturalmente alla grande campagna vaccinale iniziata ieri, e diamo intanto però uno sguardo al bollettino di Azienda Zero con i nuovi dati sulle positività nella nostra regione e in provincia di Treviso. Sono 1353 in Veneto i positivi registrati nelle ultime ore rispetto al bollettino della mattinata, complessivamente 2885 i nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda invece la Marca Trevigiana, si registrano nelle ultime ore 189 positività, numero che nell'arco delle 24 ore sale a 399 nuovi positivi in provincia di Treviso. E in queste ore è sempre più acceso il dibattito sull'obbligatorietà dei vaccini per alcune categorie, in primis medici e operatori delle RSA, dopo il record di contrari registrato in alcune regioni, tra cui Piemonte e Lazio. D'accordo con l'obbligatorietà anche per chi lavora nel settore pubblico la sottosegretaria al Ministero della Salute Sandra Zampa, contraria invece il Ministro della Pubblica Amministrazione Dadone. Allora vi chiediamo di rispondere a questo sondaggio, in particolare al quesito che vi presentiamo questa sera, ed è: vaccino obbligo per medici, operatori a servizio pubblico? Se la vostra risposta è sì, il numero da comporre è lo 0422 1626 691. Se invece la risposta è no, il numero da fare è quello nella fascia rossa 0422 1626 690. La chiamata è gratuita, è sufficiente fare uno squillo perché la risposta venga correttamente registrata. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E in arrivo già da domani in Italia ulteriori dosi di vaccino anti-Covid. Saranno 186.225 che arriveranno entro fine gennaio nella nostra regione, dove si dovrebbe riuscire a vaccinare le fasce più a rischio, operatori sociosanitari e RSA.
Domani si inizia veramente, perché da domani iniziano ad arrivare 35-38 mila dosi settimanali, e quindi questo vuol dire che per quanto riguarda il Veneto, nell'arco di tutto il mese di gennaio noi riusciamo a vaccinare il primo lotto. Conto alla rovescia dunque per avviare di fatto la grande campagna vaccinale contro il Covid. Già da domani sono attese nel nostro paese altre 450.000 dosi del vaccino Pfizer, in partenza in queste ore dal Belgio. 185.000 quelle destinate al Veneto per il cosiddetto primo lotto, nel quale rientrano personale sanitario, ospedaliero e no, operatori e ospiti dell'RSA, ma non solo. Pensiamo di far rientrare anche la non autosufficienza generale, quindi anziani, disabili, ma poi anche salute mentale, dipendenze in questa prima fascia, e quindi tra i 184.000 dosi che abbiamo chiesto. Poi si continuerà con la fascia sempre delle persone più anziane, gli over 80 anni, che sono quelli che non sono le strutture per anziani, che sono circa 300.000 in Veneto. Poi si andrà sulla fascia over 60 e altre categorie, che sono le categorie appunto delle persone malate oncologiche, le persone insomma che hanno determinate fragilità, i servizi essenziali. In questa categoria rientrano forze dell'ordine, farmacisti, protezione civile, volontari. L'ultimo step riguarderà la restante popolazione. Entro oggi le ULSS dovranno presentare alla Regione il proprio piano per vaccinazioni di massa, che potrebbero essere ospitate in grandi strutture come i palazzetti dello sport. I cittadini verranno contattati direttamente dai dipartimenti di prevenzione su chiamata. Cercheremo di chiamare marito e moglie insieme, cioè non anche se sono di due corti, quindi con qualche anno di età di differenza, ma riteniamo corretto e giusto anche dare questa possibilità. Intanto prefetti e comitati provinciali per l'ordine pubblico entreranno a breve in campo per la copertura dei servizi di sorveglianza e di scorta dei vaccini nei vari territori da parte delle forze dell'ordine per la fase di distribuzione una volta uscite dagli hub militari. E secondo il piano vaccini regionale saranno 5 le spedizioni da qui al 25 gennaio nella Marca Trevigiana, con le dosi stoccate all'ospedale di Vittorio Veneto. 3 tranche da 5.850 dosi e 2 da 6.825 per un totale di 31.200 dosi. E tra le prime ad essersi vaccinate ieri al Cafoncello anche Janice Arzu, infermiera delle malattie infettive, che ha deciso di raccontare questa esperienza e di condividere eventuali effetti collaterali in un diario social. Janice Arzu lavora come infermiera nel reparto malattie infettive del Cafoncello. Lei era tra i 105 operatori sanitari che ieri hanno ricevuto per primi il vaccino anti-Covid. Per me era una giornata importante in generale e fare parte di questo gruppo mi ha emozionato molto. Un'esperienza che ha deciso di raccontare attraverso un diario social nel quale condividere eventuali effetti collaterali legati al vaccino. Proposta partita da Stefano Guerrera, influencer di Instagram, e subito raccolta da Janice. Ti va di tenere un diario dove raccontiamo alle persone la sintomatologia che puoi avere. Io sono stata d'accordo perché sono per l'informazione chiara e lo facciamo in questo modo anche un po' simpatico, un po' leggero, e aggiorniamo un po' tutti su come starò. Quella di sottoporsi al vaccino è stata una decisione maturata nel tempo e presa con la massima consapevolezza. Ho atteso che uscisse il trial clinico, lo studio su un campione rappresentativo e i dati su questo vaccino per poter prendere una decisione. Ho avuto la fortuna di riuscire a analizzare i dati con i miei colleghi e solo dopo questo ho deciso di vaccinarmi. Stasera lei sarà regolarmente in reparto per il turno di notte, niente isolamento o quarantena, dunque, come invece qualcuno erroneamente, soprattutto sui social, sostiene. Non c'è evidenza scientifica, quindi sono libera. Da mesi Janice, insieme agli altri colleghi, combatte in prima linea contro il coronavirus. Settimane, giorni difficili anche emotivamente, ma il gruppo, spiega, è la nostra forza. Per dare un'assistenza di qualità anche in emergenza, sia al paziente che ai familiari, che spesso si sottovaluta questo aspetto, ma loro sono a casa e soffrono tanto. Riccardo Szumski, sindaco di Santa Lucia di Piave, torna a parlare delle sue perplessità legate al vaccino in qualità di medico di base e commenta il Vaccination Day di ieri come una spettacolarizzazione. Se lo facciano loro all'inizio, per carità.
Parole che arrivano come boomerang quelle del sindaco indipendentista di Santa Lucia di Piave, medico di base, che ribadisce la posizione già espressa relativamente al vaccino anti-Covid, perplessità che riguardano i tempi e le basi scientifiche che hanno portato alla produzione del vaccino, fendenti che si rinnovano proprio all'indomani del giorno simbolo per quell'uscita dal tunnel che tutti sperano. Avere tutta questa fretta dicendo che c'è una soluzione quando il vaccino non ha dimostrato, c'è troppo poco tempo, abbiamo cominciato un anno fa e adesso funziona già il vaccino. Per altri vaccini ci sono voluti ben più anni di consolidata esperienza, di risultati e di valutazioni. Oggi non lo inietterebbe su se stesso, spiega, ma altrettanto si dice disposto a cambiare opinione non appena ci saranno evidenze scientifiche sufficienti a convincerlo, mentre i suoi pazienti si limiterà ad esprimere il proprio punto di vista. Ma non solo, il sindaco ha espresso opinioni pungenti anche sulla giornata delle prime vaccinazioni effettuate sul personale medico, etichettandola come una spettacolarizzazione, si legge in una nota, una messa in scena di chi si è fatto vaccinare sotto gli occhi dei riflettori come comparse. Parole che si fanno largo nella giungla dell'indecisione, destinate con ogni probabilità a non passare inosservate. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, un dibattito su qualcosa che non esiste. Il sindaco di Treviso Conte bolla così il progetto sulla Villa Liberty di Fiera, confermando che l'area è soggetta a vincolo paesaggistico e che non esistono progetti depositati. Intanto dall'opposizione annunciano la volontà di andare in fondo. Non esiste un progetto depositato, tutto parte da un annuncio di un'agenzia immobiliare che richiama ad un progetto zona Fiera Selvana che poi è stato accostato appunto a quella villa che ha un vincolo paesaggistico, quindi nel caso in cui un domani qualcuno dovesse presentare un progetto avrà tutti dei procedimenti di valutazione e soprattutto è subentrata una nuova legge regionale che spinge verso la rigenerazione e la riqualificazione. Interviene così il primo cittadino a mettere fine alle polemiche sul dibattito alimentato sui social contro un progetto avveniristico attribuito alla Casa dell'Americano pubblicato sulla Stampa, che avrebbe portato all'abbattimento della Villa Liberty di Fiera, raccogliendo tutto il disappunto dei residenti. Io spero che resti comunque qualcosa di simile. Facendo tutto moderno, no? Perché sennò tirano via la cultura di Treviso. Bisogna un attimo rispettare anche l'ambiente, ecco. Non sarebbe male se rimanesse così com'è. Un dibattito contro qualcosa che non esiste, rimarca il sindaco, che dalla sua pagina Facebook rimpalla all'amministrazione precedente la decisione nel piano degli interventi di non attribuire alcun vincolo a questo fabbricato, respingendo l'accusa mossa dal PD che annuncia di voler andare a fondo. Abbiamo visto che però l'agenzia che l'aveva esposto l'ha ritirato. In ogni caso il piano casa lo vincola e quindi è tutto nelle mani del sindaco. Il sindaco ha il potere assoluto, proprio perché il piano casa lo vincola, ma anche il piano regionale tra gli edifici vincolati, di fare in modo che quell'edificio venga sicuramente ristrutturato, ma non stravolto come sembrava dal progetto. La battaglia a non stravolgere il patrimonio storico si allarga, promettono dall'opposizione, alla revisione del piano casa. La nostra battaglia sarà anche per cercare di rivedere il piano casa a livello regionale, e lo faremo insieme ai nostri consiglieri regionali del Partito Democratico. Apriamo adesso la nostra pagina con le notizie da Bellone provincia. Forte nevicata in provincia di Belluno, disagi a ripetizione su tutte le strade e protezione civile allertata, numerosi anche i blackout, chiusi tutti i passi dolomitici. Da un'emergenza all'altra, senza soluzione di continuità, prima l'acqua, ora la neve, copiosa come da previsioni fino a Fondovalle, sin dalle prime ore della mattinata, ma lo spettacolo suggestivo per i romantici dura il tempo di un selfie, poi tocca darci di olio di gomito per spalare almeno davanti agli ingressi delle case, perché gli spazzaneve passano a ripetizione e gli accumuli diventano importanti, fino a 50 cm di neve in città, in tutta la Valbelluna e nel Feltrino. Copiosa la nevicata in quota e così sarà almeno fino alla mezzanotte, un avviso di criticità per
per le valanghe è stato emesso dalla Protezione Civile già alle 10 di questa mattina. Il grado è segnalato marcato. Una slavina nel primo pomeriggio ha invaso la 203 a Gordina dopo l'abitato del Peron, salendo verso Agordo. Una valanga è stata segnalata tra gli abitati di Cordelle e Dont in Val di Zoldo. Nel capoluogo si sono attesi i canonici 5 cm di neve per permettere ai mezzi addetti allo sgombero di uscire e percorrere circa 260 km di strade comunali, oltre 35 km di marciapiedi, 30.000 metri quadrati di piazze e parcheggi pubblici. In quota la nevicata ha assunto le sembianze di una vera e propria bufera sospinta dal vento. La neve ha raggiunto apporti consistenti nelle terre alte. I disagi a non finire per ripetuti blackout causati dal peso della neve sui cavi dell'alta e della media tensione, e l'allerta riguarda anche la probabile caduta di alberi o rami sulla sede stradale. La prudenza in questi casi deve essere d'ordinanza. La prefettura ieri sera ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compresi quelli adibiti a trasporto eccezionale. Il divieto è tassativo fino alle 5 di domani mattina. A causa delle avverse condizioni meteo, l'Ulse Dolomiti ha sospeso per oggi i drive-in tamponi pomeridiani di Tai di Cadore e Agordo. Attivo fino alle 12:30 di oggi quello di Feltre, chiuso alle 19 il drive-in del San Martino a Belluno. I nuovi apporti di neve fresca hanno incrementato la quota neve nelle località montane già pesantemente colpite dalla perturbazione del 6 dicembre scorso, dove si sono ripresentate le difficoltà causate anche da momentanee interruzioni viarie. Veneto Strade informa che sono stati chiusi il tratto della 48 delle Dolomiti a Rabba Brent, il tratto da Alverà di Cortina al bivio per Misurina, oltre alla provinciale 49 da Misurina a Carbonin. Il transito sulle strade è consentito con gomme da neve e catene pronte all'uso. Più di 30 centimetri di neve caduti a Cortina e durante la nostra lunga diretta di pranzo il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, in collegamento dalla frazione di Alverà, ci ha raccontato, documentato com'è la situazione. Vediamola. Previsioni rispettate, Cortina stamane si è svegliata così, con oltre 30 centimetri di neve caduta nella notte, che è andata ad aggiungersi a quella scesa nei giorni scorsi. Da questa notte, con una intensità che potete notare con facilità, sono almeno altri 50 centimetri rispetto alla neve caduta nei giorni scorsi, che era già molto abbondante. Tant'è che abbiamo raccontato, no, Francesca, come non nevicasse con questa intensità sulle Dolomiti da 30 anni almeno. Poco fa laggiù sulla strada, che non si può individuare in questo momento, c'era qualcuno che l'unico modo che aveva di potersi muovere era con le ciaspole, la moglie invece era con gli sci da fondo. Questa è la neve su neve dei giorni scorsi che sta cadendo. Guardate che scena meravigliosa anche di qua, come se stesse diluviando neve. È una situazione che normalmente ci troviamo ad affrontare con precipitazioni nevose come questa. La situazione è sotto controllo e al momento non si registrano particolari criticità. Bene la decisione presa dal prefetto di bloccare la circolazione dei mezzi pesanti, spiega il sindaco Ghedina. Questa mattina intorno alle 13 proprio un camion è uscito di strada di traverso poco prima del centro abitato di Cortina, creando alcuni disagi alla circolazione. Spazzaneve naturalmente in azione, oltre a quelli del comune, una decina, al lavoro anche mezzi di ANAS e Veneto Strade. Nevicata che suona come l'ennesima beffa per gli operatori del turismo invernale. Gli albergatori sono in forte difficoltà e quindi in tantissimi hanno scelto di chiudere. Ci diceva De Cassan, presidente di Federalberghi di Belluno, come si temesse che solo il 10% degli albergatori avrebbe poi aperto. Bene, è addirittura il 5%, quindi una percentuale molto minore, purtroppo. Videoconferenza sabotata è accaduto questa mattina durante il punto stampa organizzato online dall'assessore regionale Giampaolo Bottaccina sugli interventi della protezione civile nel bellunese. Siete inutili, non servite un c***o voi, cioè siete peggio della Oh, chi è che dice ste robe? Pronto? Non so chi sia che...
interviene in questo modo, insomma, vabbè. È iniziata così ed è finita peggio l'azione di disturbo organizzata da ignoti ai danni della videoconferenza dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin, che come da tradizione intendeva fare il punto sugli interventi della protezione civile nel Bellunese nel corso dell'anno. 20 minuti sono bastati per sentire l'audio di una voce estranea ai partecipanti. A casa mia bruciamo la protezione civile, ci fa proprio schifo. Insulti alla protezione civile, epiteti irripetibili, bestemmie e lancio di immagini pornografiche hanno costretto in fretta e furia a sospendere il meeting e a organizzarne un altro con inviti personalizzati. Ho segnalato l'accaduto alla polizia postale, ha dichiarato l'assessore Bottacin, di materiale per risalire ai sabotatori ce n'è a iosa. L'anno 2020 è stato un anno molto complicato sul fronte delle emergenze, prima gli incendi boschivi nel Vicentino, poi le alluvioni, le trombe d'aria che hanno colpito il Bassanese, il Veronese e il Vicentino. A dicembre la pioggia eccezionale che in provincia di Belluno per quantitativi è stata seconda solo a Vaia. Danni ingentissimi, spiega Bottacin, preoccupato perché a fronte delle istruttorie che superano i 100 milioni di euro solo per la provincia di Belluno, nel bilancio dello Stato vi sarebbe un importo similare da ripartire fra tutte le emergenze che hanno flagellato l'Italia intera. Ma Bottacin ha ricordato l'impegno della protezione civile a sostegno dell'emergenza Covid. Un anno impegnativo anche per il sottoscritto, perché il sottoscritto e tutto il sistema della protezione civile sono stati impegnati in prima linea per far fronte al Covid, dando tutto il supporto necessario alla sanità, in modo particolare i volontari della protezione civile, che ancora una volta si sono distinti per la loro efficacia ed efficienza, e vorrei ricordare che hanno regalato oltre 150.000 giornate uomo alla collettività, e se uno si mettesse a valorizzare questo dato scoprirebbe che hanno regalato alla collettività più di 30 milioni di euro. E poi l'impegno nel settore ambientale e dei rifiuti con l'attivazione di un tavolo istituzionale per i controlli e la sicurezza ambientale. Nel Bellunese, Regione e Provincia lavorano fianco a fianco per la grande sfida dell'idroelettrico. Quanto alla difesa del suolo, abbiamo portato avanti ancora centinaia di cantieri, oltre 400 cantieri anche nel 2020, cantieri sia che riguardano l'ordinarietà sia che riguardano i lavori post emergenza Vaia, e quindi un impegno a 360 gradi. Vi ricordo l'appuntamento questa sera in diretta su Antenna 3 a partire dalle 21:15 con Ring. Ospiti Micaela Romagnoli, primario della pneumologia dell'ospedale Caffoncello, la prima ieri a ricevere il vaccino anti-Covid nella Marca Trevigiana. E ancora il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, Fabio Crea di Fratelli d'Italia, Nicola Finco della Lega ed Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. Siamo adesso alla rubrica Il tuo presepe. Stasera vi mostriamo le creazioni della famiglia Bavaresco di Navolè di Gorgo al Monticano, della famiglia Cendron di Montebelluna, il presepe realizzato da Giuseppe Bottani per i 40 anni degli scout di Sant'Angelo di Treviso, e ancora il presepe di Roberto Martin, quello di Vittorina Zanatta di Camalò, e il presepe realizzato dalla parrocchia di Biadene di Montebelluna. Vi lascio dunque a queste creazioni e vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Sono contento che il presepe artistico quest'anno sia allestito qui in chiesa parrocchiale, che speriamo sia anche il luogo dove più può essere apprezzato da tante persone, da tanti fedeli e non della nostra comunità o di passaggio. Certamente quest'anno stiamo vivendo un Natale particolare, eppure se ci agganciamo a questo bimbo possiamo davvero affrontare tutto quanto. Buonasera, sono Roberto Martin. Questo è il mio presepe. Ci sono cose del passato, cose comprate, ma per la maggiore ci sono cose costruite da me.
Vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Benvenuti al meteo. Come annunciata, la neve ha imbiancato parte del nostro territorio. Nella giornata di martedì 29 dicembre, perturbazione ancora in atto con diffuso maltempo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, in mattinata cielo molto nuvoloso anche con qualche nebbia, ma in genere sarà asciutto. Dal pomeriggio piogge via via più diffuse un po' dappertutto, localmente anche di moderata intensità. Venti a tratti tesi da nord-est. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra -3 e 3 gradi, valori massimi compresi invece tra i 2 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui precipitazioni sparse ma piuttosto frequenti sin dal mattino e un po' per tutto l'arco della giornata, anche forti nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime invece comprese tra i 6 e i 9 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, regione vedete spezzata a metà con tempo asciutto e soleggiato sui settori settentrionali, piogge e locali nevicate a bassa quota invece altrove. Temperature minime intorno ai -3 gradi, massime invece tra 1 e 2 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Il talento è scintilla, il genio fiamma.